È già in cantiere la terza edizione di Chiavari Cammina Pedala Gioca, la manifestazione che da un paio di anni promuove la mobilità leggera in città con iniziative che vanno dalla ciclopedalata al fit walking a corsi di educazione stradale, primo soccorso e così via. Attorno al tavolo gli organizzatori e i responsabili delle principali associazioni organizzatrici. L'iniziativa potrebbe essere inserita a calendario a fine maggio 2020. Abbiamo deciso di rifarlo, di riprovarci. L'anno scorso è andata assolutamente meglio, nel senso che siamo passati dalle 150 iscrizioni del primo anno alle 600. Ci è parso doveroso farne una terza, ecco. Tra i promotori c'è l'Avis, che entra a pieno titolo nella riflessione sulla mobilità. Donare il sangue fa bene, infatti, ma per farlo occorre stare bene. Da anni il gruppo chiavarese è in campo per coinvolgere più persone nella donazione del sangue. In realtà l'impegno non è così oneroso, perché è un quarto d'ora della nostra vita ogni 3 mesi se si è un uomo, ogni 6 mesi se si è una donna. Però io vorrei proprio sottolineare la ricchezza di questo gesto, perché noi non possiamo sapere quando viene utilizzata, ma la nostra sacca di sangue viene sempre utilizzata. Io non so esattamente da che patologia verrà curato un paziente con la mia sacca di sangue, però a me sembra meraviglioso poter contribuire con un gesto così piccolo, si salvano vite umane. Anche gli sportivi possono donare, dice l'Avis, se non il sangue, certamente il plasma. Il gruppo, dopo l'accordo con la Chiavari Scherma, manda un appello alla Virtus Entella per coinvolgere i suoi giovani. Noi vorremmo proprio coinvolgere tutti, dai giovani, da quelli che praticano anche sport in modo non agonistico, però potrebbe essere un modo di incontrarli tramite le loro associazioni sportive, agli sportivi veri invece,